Antonio Tomezzoli, presidente del Consorzio Veronese di Bonifica. In questi giorni 47.000 contribuenti stanno ricevendo gli avvisi di pagamento. Si parla di cartelle pazze. Sì, fanno notizia le 5 cartelle pazze sulle 50.000 che sono uscite. Come sempre lo scandalo si fa rilevare su un infinitesimo, l'un per mille di quello che è stato fatto. Comunque noi ammettiamo gli errori, ci scusiamo con i contribuenti degli errori e facciamo sì che questi errori vengano riconosciuti e anche corretti. Come mai questi disguidi? Può succedere perché da quest'anno è partito il nuovo piano di classifica regionale che riguarda il nostro consorzio. Questo prevede una serie di criteri completamente nuovi sui quali sono stati calcolati gli indici di beneficio di tutti i 50 e più mila contribuenti di tutto il consorzio, quindi qualche errore anche i cervelloni matematici lo possono pur fare. Questo è lo strumento che abbiamo utilizzato per la determinazione dei contributi, è il nuovo piano di classifica approvato dalla Regione, dal quale si riesce a vedere quelle che sono le zone a rischio idraulico, a maggiore rischio idraulico, quelle caratterizzate dal colore viola e dalle quali zone sono stati desunti tutti i criteri che poi si sono determinati in cartelle. Qua possiamo vedere anche delle aree, delle zone in cui prima non era considerato il contributo di bonifica, ma con questo nuovo strumento, ripeto, approvato dalla Regione, si è determinato che tutti, laddove ci sia un'attività del consorzio tesa ad allontanare le acque in maniera più o meno intensa, devono pagare il contributo di bonifica, anche se questa attività è limitata nel tempo e nello spazio. Queste sono le zone a maggior rischio idraulico. Questo è il capoluogo, Palù, Cerea, Legnago, Castagnaro e Salizzole.